sistema economico del Veneto attacca il governo e scrive una lettera al presidente Zaia con le priorità per risollevare l'economia regionale. Il governatore la girerò al Premier. Al via stamane la maturità 2020 per 34.000 studenti veneti tra mascherine e gel e prova orale unica, ma l'emozione per i maturandi resta la stessa, intanto diramate le linee guida regionali per il ritorno della scuola. Sottoscrivere un contratto per l'autonomia del Veneto è la condizione che la Lega chiederà agli alleati per le prossime regionali frecciate a Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni risponde: nessun motivo per rompere l'alleanza. Si tuffa nel Garda ubriaca e rischia di annegare ventenne bellunese salvati in extremis dalla polizia. Muore poco dopo in ospedale, il dramma a Peschiera. Manovra sbagliata durante il parcheggio, automobilista entra con l'auto nel plateatico di un locale di Caorle e travolgendo barriere e tavolini 2 clienti si scansano in tempo. Si era tagliata di netto la mano mentre lavorava con una spaccalegna. I medici dell'ospedale di Padova la reimpiantano con un delicatissimo intervento. Protagonista della vicenda un pensionato. Basket, un anno fa la storica gara della De Longhe, ritorno in Serie A di Treviso con la festa in piazza 12 mesi dopo il bilancio di una stagione congelata, nelle parole di Capitan Imbrò. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi i titoli di oggi, ma prima il bollettino regionale di questa sera. Ci sono 0 contagi rispetto a questa mattina nella nostra regione, 667 invece i casi positivi in tutto il Veneto, 834 invece le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece i ricoveri, 249 sono le persone ricoverate in ospedale, 12 si trovano ancora in terapia intensiva, di cui una sola è ancora positiva. 4 purtroppo i decessi registrati questa sera rispetto alla mattina. E dunque l'avete sentito dai titoli, il sistema economico del Veneto scrive una lettera al presidente Zaia con le priorità per risollevare l'economia regionale. Il governatore la girerò al Premier Conte. Noi non chiediamo elemosine, non chiediamo soldi a pioggia, chiediamo questi 5-6 argomenti che stanno a cuore perché il Veneto rimanga ad essere competitivo. 6 punti, 6 priorità che 11 categorie economiche e il sistema camerale e regionale del Veneto hanno indicato in una lettera inviata al governatore Zaia, un'agenda condivisa da portare all'attenzione del governo. Non possiamo aspettare promesse, le imprese hanno bisogno di certezze, hanno bisogno che la macchina burocratica sia snellita, ci devono essere certezze sui finanziamenti che le banche devono erogare, o questo territorio è messo nelle condizioni di poter essere competitivo, altrimenti l'Italia si ferma. Accesso al credito, infrastrutture, cablatura, burocrazia, promozione, politica estera e risorse sono le priorità per risollevare un'economia in ginocchio. L'economia ha subito un durissimo colpo, ma questo è solo l'inizio. Come sistema camerale stiamo rilevando che c'è un crollo verticale dei sistemi di esportazione. Indicativo della situazione è anche il crollo delle importazioni dei semilavorati. Non ci sono necessità nelle attività di componentistica. La filiera corta, come si diceva, non ha bisogno in sostanza di essere fornita, vuol dire che non ci sono commesse a monte. Abbiamo portato questi punti all'attenzione del presidente Zaia perché si faccia interprete anche lui di quanto stiamo soffrendo, spiega Pozza. Questo vuole essere un rafforzativo dell'attività che il presidente Zaia fa, non è un'accusa alla regione, assolutamente, è uno stato dell'arte di qual è la situazione condivisa con le categorie economiche di tutti i settori. A stretto giro arriva la risposta del governatore del Veneto. Giro direttamente al Presidente del Consiglio, ma gli allegherò anche l'istanza, visto e considerato che sarà fondamentale che si capisca anche che il nostro modello di sviluppo veneto è un modello non fordista, quindi non quello della grande impresa, ma è quello del distretto industriale, della piccola e media impresa. Esami di maturità 2020 in tempo di Covid-19, nonostante le misure di distanziamento sociale e il solo esame orale, rimane l'emozione tra i maturandi della fine di un ciclo scolastico. Un abbraccio alla fine di 5 anni di scuola dopo un esame di maturità quest'anno in tempo post-Covid, rivoluzionato, con esame orale di 1 ora e commissione interna più un commissario esterno che i ragazzi raccontano così. L'esame è stato suddiviso in più parti, tra cui una parte di cittadinanza, delle proprie esperienze riguardanti all'alternanza scuola-lavoro e poi suddiviso nelle varie materie che sono uscite per l'indirizzo o per la classe. È stato
come doveva essere, cioè un colloquio con i professori in cui si discutevano le varie materie. Un'ora intensa dove i giovani devono mostrare tutte le loro conoscenze e la capacità di collegare le materie vissuta da ognuno in maniera diversa. È stato stressante perché un'ora l'ho sentita, soprattutto verso la fine, con le ultime materie, è stato molto faticoso. Infatti quando ho finito mi è sembrato un'eternità. Per me è stato un lampo, un fulmine veramente. Sì. Irrinunciabile per i maturandi la possibilità dell'esame in presenza. È stato importante averlo fatto in presenza o era forse meglio farlo online? No, assolutamente in presenza, cioè almeno concludere i 5 anni, concluderli bene, perché comunque l'anno non è stato concluso, almeno la maturità ho preferito farla in presenza assolutamente. Con presenza sicuramente, cioè, a parte che si evitano imprevisti, ma c'è contatto anche visivo, è un'altra cosa. Una rivoluzione anche da un punto di vista pratico. Gli istituti superiori si sono organizzati come liceo Lioi, distanze sociali rispettate, commissari a 2 metri di distanza e con mascherine, il candidato separato da una barriera in plexiglass, gel igienizzante, sanificazione e chi ha potuto ha creato accessi separati, misure che comunque hanno lasciato il segno. Un'esperienza forte, è rimasta la maturità quello che è, però è rimasta una maturità molto apatica, nel senso distanze, sicurezza, quindi a livello sanitario. E dopo le fatiche, come si conviene? Adesso si festeggia. Il presidente Zaia ha presentato nella sede della Protezione Civile di Marghera la proposta di linee guida preparata dalla Conferenza delle Regioni per il prossimo anno scolastico. Dalle ore di lezione a quella di ricreazione, dal consumo dei pasti all'educazione fisica. Manca la validazione del Ministero dell'Istruzione, ma le linee guida per la riapertura delle scuole, condivise dal Veneto nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sono pronte e comprendono tutto lo spazio temporale attraversato quotidianamente dagli studenti, dall'arrivo a bordo di un mezzo pubblico all'uscita dall'istituto. Queste linee guida, lo vedrete, sostanzialmente prevedono i varchi e l'ingresso nelle scuole, che sono cose sostenibili, no? Misura della temperatura corporea, l'igienizzazione, il tema delle scarpe piuttosto che delle mani. Questo lo possiamo chiedere a dei bimbi che vanno alle elementari o qualcun altro che è in età, diciamo, scolastica nella scuola dell'obbligo, e anche agli operatori. Nelle fasi di ingresso e uscita dovrà essere assicurata una distanza di almeno 1 metro. Nelle aule delle scuole materne, elementari e medie 1,80 metri quadrati a studente, mentre alle superiori 1,96. La mascherina non la si porta durante le lezioni, qua avete poi tutte le casistiche, la si indossa solo per uscire, che so, andare al bagno o uscire di classe o per gli spostamenti, dall'aula o per gli spostamenti. Sulla ricreazione c'è l'opzione, per evitare l'assembramento, di farla in loco. Altre linee guida prevedono la pulizia e disinfezione di banchi, cattedre, corrimano, interruttori, maniglie, finestre e servizi igienici, così come nelle mense, dove sarà previsto un menù ad hoc monoporzione. Sottoscrivere un contratto per l'autonomia del Veneto è la condizione che la Lega chiederà agli alleati per le prossime regionali. Nel partito non manca comunque chi vorrebbe che la Lega corresse da sola alle elezioni. Le segreterie faranno i loro ragionamenti a livello nazionale, ci sta, è la politica. Io dico che qui in Veneto, per venire a dire qualcosa o a fare qualcosa col sottoscritto, se non ti sei convertito all'autonomia, la vedo veramente improbabile. Le segreterie nazionali dei partiti faranno le loro valutazioni, ma in Veneto l'autonomia è condizione improrogabile per qualsiasi alleanza alle prossime regionali. Un'affermazione che Zaia ha rafforzato rendendo nota l'esistenza di un contratto per l'autonomia di cui verrà chiesta la sottoscrizione agli alleati. Fratelli d'Italia risponde a stretto giro mettendo in guardia dalle conseguenze nazionali che scatenerebbe la rottura del centrodestra in Veneto. Io direi a Zaia, che è un politico accorto e che sa benissimo che non ha un respiro solamente regionale ma ha anche una prospettiva nazionale, che rompere il centrodestra, a mio modo di vedere, è un errore perché è una formula vincente di cui tutti i cittadini oggi chiedono la conferma. Il dubbio è che nella Lega la tentazione di correre da soli in Veneto sia talmente forte da cercare motivi di rottura con gli alleati, ma Zaia smentisce che il contratto per l'autonomia possa essere terreno di scontro. Quando decideremo di renderlo pubblico capirete che non è infirmabile. Guarda, se io lo mettessi sopra questo tavolo me lo firmate tutti.
L'assessore regionale leghista Roberto Marcato ha però sottolineato come proprio Fratelli d'Italia si fondi su una tradizione politica centralista e statalista antitetica alla Lega. Ci confronteremo anche con Marcato, ma non abbiamo il massimo rispetto di Marcato, che tra l'altro ha lavorato bene, ma non abbiamo paura di Marcato. De Carlo va oltre ed esprime di preferire Zaia a Salvini, fino a prospettare per il governatore del Veneto un futuro a livello nazionale. La dicotomia tra i due leader è nuovamente balzata agli onori della cronaca per le polemiche sulle ciliegie mangiate a Verona da Salvini durante la conferenza stampa in cui Zaia parlava dell'allarme causato dalla presenza di un batterio killer nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Borgo Trento. I video vengono diffusi, vengono ovviamente commentati, mi fermo lì, però che si dica che lui è insensibile all'argomento, no, perché ne avevo parlato anche prima, questo onor davvero lo devo dire, dopodiché mi fermo qui. I deputati del PD Alessia Rotta, Diego Zardini ed Elena Carnevali hanno presentato un question time in Commissione Affari Sociali sul caso del batterio killer nel punto nascita dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, Borgo Trento. Da quasi 2 anni è in corso un'infezione batterica gravissima che ha portato al decesso di alcuni neonati e allo sviluppo di patologie con esiti invalidanti e permanenti di entità molto seria in altri. Questo scrivono in una nota i parlamentari del PD, che hanno ritenuto necessario interrogare il Ministro della Salute per conoscere l'esatta entità del problema e per sapere quali iniziative intenda adottare per ripristinare la sicurezza dei reparti coinvolti e la tutela della salute pubblica. Continuiamo con la cronaca. Una 20enne bellunese, Silvia Doriguzzi, ha perso la vita a Peschiera del Garda. La ragazza che lavorava sul Garda come barista era stata individuata esanime sotto un pontile. La giovane era stata trasportata all'ospedale di Peschiera del Garda, dove era stata ricoverata in gravi condizioni. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire che la ragazza, dopo una serata in compagnia di amici nella quale probabilmente aveva abusato di sostanze alcoliche, nel fare un tuffo aveva abbattuto la testa perdendo i sensi e restando sott'acqua per diversi minuti. Silvia era stata portata a riva da un ispettore della Polaria di Villafranca di Verona, libero dal servizio, che aveva allertato la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Peschiera dopo aver visto la ragazza cadere in acqua. Minacce di morte per l'onorevole Alessandro Zan. Sentiamo. L'insulto e poi la minaccia: ritira la legge o farai una brutta fine. C'è poi chi mette un link che rimanda ad Adolf Hitler. Nel mirino l'onorevole padovano del PD Alessandro Zan. La sua colpa è essere relatore della legge contro l'omotransfobia. Non mi faccio intimorire, dice Zan, non saranno certo questi seminatori d'odio a fermarmi. Io penso che queste siano legate a sia dei gruppi di estremisti che sicuramente non fermeranno questo cammino di civiltà, perché il nostro paese è un paese fanalino di coda in Europa, perché è tra gli ultimi paesi europei a non essersi dotati di una legge appunto che punisce i crimini d'odio, che sono sempre più violenti nel nostro paese, non solo nei confronti delle persone omosessuali e transessuali, ma anche nei confronti delle donne. E tant'è che questa non è solo una legge contro l'omotransfobia, ma anche contro la misoginia. La solidarietà ad Alessandro Zan è arrivata dal suo partito attraverso un post Facebook del segretario Nicola Zingaretti, che definisce coraggiosa la battaglia dell'onorevole padovano. Il PD è con te, contro l'odio e le discriminazioni, dice il leader Dem. Intanto a Padova, città natale di Zan, a causa dell'emergenza Covid, nell'impossibilità di organizzare un corteo per celebrare i moti di Stonewall che segnarono l'inizio dei movimenti LGBT, il comune ha deciso di promuovere alcune iniziative di sensibilizzazione. Per questo riteniamo che sia molto importante anche quest'anno riaccendere e tenere accesi i riflettori sui temi dei diritti e dell'uguaglianza, e quindi ci saranno alcune iniziative in questi giorni che verranno, in particolare su Padova sventolerà anche quest'anno la bandiera arcobaleno, che è un po' il simbolo del Pride, e vorremmo lasciare un segno colorato, anche se non possiamo farlo con i nostri corpi in giro per le strade, comunque nella nostra città.
Sbaglia manovra per parcheggiare, finisce con l'auto nel plateatico del bar. Per un miracolo 2 clienti si sono salvati. È successo questa mattina a Ottava Presa di Caorle, dove una donna di San Stino di Livenza è finita con la sua Lancia Y dentro un noto locale della Movida di Caorle. A raccontare il fatto su Facebook lo stesso titolare del locale, Massimo Zane. La donna si era fermata verso le 7 per fare colazione. Quando stava per parcheggiare deve aver sbagliato il pedale pigiando sull'acceleratore. L'auto ha sfondato le fioriere entrando nel plateatico e abbattendo la copertura. 2 clienti che erano seduti al tavolo sono riusciti a scansarsi in tempo. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale. Ed ora parliamo di maltempo. Da oggi pomeriggio e sino alle prime ore di venerdì 19 in Veneto il tempo resta a tratti instabile con probabili rovesci e locali temporali. Non sono esclusi locali fenomeni intensi, specie su zone pedemontane e pianura nella giornata odierna e giovedì anche sulle zone prealpine. Visti i fenomeni meteorologici previsti, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato un avviso di criticità idrogeologica, l'allerta gialla sulla rete secondaria di tutti i bacini idrografici del Veneto ad esclusione del Bellunese. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Eccezionale intervento all'ospedale di Padova. È stata riattaccata la mano ad un pensionato 64enne che proprio durante la quarantena se l'era amputata. Questo paziente ha avuto 4 ore di ischemia fredda, quindi con il ghiaccio. Il paziente è arrivato in condizioni perfette dal pronto soccorso, quindi con l'emorragia bloccata e pronto per essere operato. Quindi è stata tutta una filiera, diciamo, che ha funzionato, e quindi speriamo che questo intervento, che vedo sta suscitando l'interesse vostro, possa essere un po' un esempio di che cosa deve fare la buona sanità quando si ha una emergenza. Un avambraccio amputato, la corsa al pronto soccorso di Mirano con l'arto, la stabilizzazione e via verso Padova, dove l'equipe del professor Bassetto era pronta ad operare per reimpiantare la mano. Oggi è stata sciolta finalmente la prognosi dopo 50 giorni. La mano ha ripreso vitalità. Questa la storia a lieto fine per un pensionato 64enne. Un successo che viene da lontano perché la sanità veneta fa sinergia applicando i protocolli di conservazione dell'arto. Tutto questo durante l'emergenza Covid. Solamente organizzando una sala operatoria con più chirurghi, ne sono stati coinvolti, eravamo in 7, quindi organizzati tra chirurghi, microchirurghi e chirurghi ortopedici. In questo modo si è riusciti, ognuno dedicato esattamente con le proprie competenze, a ridurre i tempi di rivascolarizzazione, che sono l'evento decisivo per la riuscita di questo intervento, di questo rimpianto. La quarantena, che ha tenuto in casa gli italiani, non ha rallentato però gli incidenti domestici. Ce lo conferma il professor Bassetto, che durante il lockdown ha visto il suo reparto rivoluzionato. Fermati gli interventi d'elezione, si è dato spazio alle urgenze. La gente a casa sarebbe comunque incappata in incidenti domestici. E in effetti, analizzando i nostri dati del mese di marzo e aprile dell'anno scorso, confrontati con quelli di quest'anno, abbiamo avuto più traumi, ma traumi, quindi non lo stesso numero, addirittura di più, ma tutti traumi domestici. Un anno fa la riconquista della Serie A per la De Longhi Basket, con la grande festa in Piazza dei Signori, mezza stagione nella massima serie, poi il Covid e il bilancio di capitani Imbrò. È passato solo un anno, però quando viene ricordato questo giorno le emozioni sono indelebili, indescrivibili, e fa piacere, diciamo, sia a noi giocatori che a tutta la città. Un anno, ma sembra un secolo per come tutto è cambiato da quella sera in cui a Treviso esplose la festa per la riconquista, dopo 7 anni di purgatorio, della Serie A. Il posto che spetta alla pallacanestro trevigiana per la sua storia e per la passione dei suoi tifosi. C'era il maxi schermo in piazza per seguire la diretta di gara 3 delle finali promozione tra la De Longhi e Capodorlando. Un match point per Treviso con in saccoccia già 2 vittorie. Alla sirena è esploso l'entusiasmo di un'intera città. C'è chi piangeva di felicità, chi era super emozionato, gli abbracci,
e soprattutto queste sono le immagini e poi quelle che abbiamo visto poi su internet o dei video delle persone che erano in piazza. Doveva essere una stagione completamente diversa, quella del ritorno in Serie A, ma il Covid ha scombussolato i piani. Prima parte abbiamo fatto 6 sconfitte consecutive, quindi magari era un po', il bilancio era un po' negativo. Poi quando ci stavamo riprendendo, come tutti sappiamo, si è concluso per motivi molto più grandi di noi e quindi ora pensiamo solo a stare bene e al futuro. Il lungo stop è stato complicato da gestire sia psicologicamente che atleticamente. Tra pochi giorni si ricomincerà ad allenarsi normalmente, guardando alla prossima stagione. L'aspettativa migliore è quella che il campionato rinizi senza problemi e questo è il desiderio più grande. Ed ora andiamo in Villa Brandolini a Solighetto, dove sabato c'è stata l'inaugurazione di una mostra di quadri e sculture di un artista prestato alla politica. Scopriamo chi è nel prossimo servizio. Un artista prestato alla politica. Potremmo definire così Elio Armano, che ha alternato la sua vocazione di scultore a quella di comunista, sindaco e vicepresidente del Veneto. Un volto che racconta un tratto di storia delle nostre terre, da giovane negli anni 60 con i restauri delle statue dell'isola Memmia di Prato della Valle, all'impegno politico nel PC di Enrico Berlinguer, del quale visse il dramma della morte il 7 giugno dell'84. Poi l'esperienza da sindaco della Rossa Cadoneghe in un Veneto bianco e quella di vicepresidente del Consiglio Veneto nel 95 con governatore Giancarlo Galan. Ere geologiche della politica, sulle quali comunque l'artista ha sempre cercato di incidere, ma anche di tradurre l'esperienza in materia, che nel tempo sono diventate esposizioni, come quella aperta sabato scorso a Solighetto, dove esempi di questi continui vasi comunicanti tra impegno politico e di traduzione della materia sono diventati questi oggetti, molti dei quali non a caso di Creta. La Creta è intesa proprio come terra, perché consente di mettere insieme, il lavoro smaliziato dell'artista, ma anche proprio il rapporto diretto con il materiale, quello dei bambini che giocano affondando le mani nel fango, insomma. Ecco allora che la Creta diventano teste aperte, quindi pensanti, o una grande vasca diventata un manifesto per l'ambiente. Piena di carbone, di alberi bruciacchiati, contiene anche delle mascherine. È un discorso sull'emergenza ambientale, sui dissesti climatici. Studio e osservazione dell'uomo e della sua società, denunciando nelle derive come per questa statua. L'ho fatta quando frequentavo l'Accademia di Venezia ed era una riflessione già allora sugli aspetti dovuti all'intervento della macchina nella vita dell'uomo moderno, che ne condizionava e ne condiziona, l'abbiamo visto dopo, i comportamenti. Un'esposizione fortemente voluta dall'amministrazione di Pieve di Soligo. Una persona che ha saputo anticipare in tantissime occasioni i tempi e soprattutto questa sua sensibilità verso l'ambiente, verso la terra, verso ciò che è giusto, lo ha portato a essere amico di un nostro importante concittadino, Andrea Zanzotto, e quindi nel 75esimo anno di Elio Armano abbiamo voluto omaggiare sia Andrea Zanzotto ma soprattutto Elio Armano con questa sua mostra personale. Una mostra visitabile fino al 25 ottobre, in un percorso dove scoprire i segni di un'epoca dove la politica era forse e soprattutto cultura. Erano dei veri e propri tirocini culturali più che politici. E nell'attuale passaggio storico valgono di più le persone, non valgono i progetti. Ed è anche difficile riconoscere il confronto sulle idee, vale il gesto, la pubblicità, il grido e non il confronto. Io continuo a pensare che abbiamo bisogno di grande determinazione nel confrontarci sul piano delle idee e nelle cose da fare, anche in questa fase. Ed è davvero tutto, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Tempo ancora a tratti instabile sul nostro territorio, non mancheranno infatti i temporali. Vediamo dove con l'aiuto della nostra grafica.
Sul Veneto la giornata di giovedì 18 giugno vedrà una mattinata in genere asciutta e soleggiata, dal pomeriggio però avremo qualche pioggia più probabile sui settori centro-settentrionali della regione. Entro la serata i fenomeni potrebbero estendersi anche altrove. Temperature minime fino a 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo risulterà variabile con molte nubi, vedete, e precipitazioni diffuse, localmente anche intermittenti. Temperature minime tra i 16 e i 18 gradi, massime invece tra i 24 e i 26 all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo sarà nuvoloso con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 26 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.